Il palazzo fanno delle strade. Secondo Marco. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo a Cafarnao. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone da non esserci più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Francesco, quando era ancora nel mondo e viveva vita mondana, egli si occupava dei poveri. Li soccorreva generosamente nella loro indigenza e aveva affetto di compassione per tutti gli afflitti. Una volta che aveva respinto malamente contro la sua abitudine, poiché era molto cortese, un povero che gli aveva chiesto l'elemosina, pentitosi subito ritenne vergognosa, villania, non esaudire le preghiere fatte in nome di un re così grande.
Cafarnao.